Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera mi sento di dire che avevamo proprio bisogno di qualcosa come la visita di Matteo Salvini nello Stato di Israele. Questo a prescindere a monte rispetto alle preferenze politico-partitiche. Cioè, intendiamoci, mi conforta molto che la Lega, attraverso il suo leader, sia posizionata così chiaramente rispetto al calderone mediorientale. Ma qui si va oltre, cioè avevamo bisogno che un esponente prestigioso del governo, vice premier, un ministro importante, uno dei leader del centrodestra, facesse una visita che rendesse così plastico il posizionamento su quello che appunto sta succedendo in Medio Oriente. Perché lo dico? Perché con ogni evidenza in questi giorni è esploso di nuovo quello che è poi il fulcro, no, dell'incendio geopolitico contemporaneo, che è una cosa che si chiama scontro di civiltà. Una cosa che aveva teorizzato il grande politologo americano Samuel Huntington, che ci aveva avvisato sul finire degli anni 90, dicendo i prossimi conflitti mondiali non saranno puramente ideologici, non saranno puramente economici, saranno tra civiltà contrapposte, ed è la cosa che ci ha urlato con tutta la forza che aveva, ed era parecchia, Oriana Fallaci, soprattutto dall'11 settembre in poi. È lo scontro di civiltà la chiave, la costante dei vari singoli incendi contemporanei, perché le civiltà a volte, dicevano Huntington e la Fallaci, si escludono, sono incommensurabili, non è scontato che i valori insiti in una certa civiltà, esempio la dignità della persona, esempio la sacralità della vita, esempio la laicità delle istituzioni, siano condivise da altre, anzi probabilmente quelli che ho nominato sono un'eccezione che si chiama Occidente. Però in questi giorni, questa è teoria, mi rendo conto, ma in questi giorni ha assunto le vesti proprio brutalmente tragiche della cronaca. Lo scontro di civiltà l'abbiamo visto nella, diciamo, restituzione reciproca degli ostaggi da parte di Hamas e dei prigionieri da parte di Israele, perché che ne dica Fabio Fazio, che nella sua trasmissione Che tempo che fa ha parlato di ostaggi israeliani e palestinesi, cioè mettendo sullo stesso piano i civili israeliani sequestrati a casaccio e seviziati e le persone detenute in Israele perché condannate per terrorismo. Comunque, abbiamo visto il circo nazi-islamico di Hamas, il circo mediatico di Hamas, no? Che sta trasformando questa restituzione, al momento interrotta peraltro, in uno show mediatico in cui l'Occidente casca puntualmente, ma uno show tragico, perché poi noi li abbiamo visti, questi ostaggi che ritornano. Abbiamo visto i loro volti scavati, i loro sguardi vuoti, i loro corpi rinsecchiti. Noi avevamo, soprattutto noi in Europa, avevamo detto mai più. Cioè avevamo detto che nessuno sarebbe più uscito da un luogo di orrenda detenzione e prigionia, scarnificato e diciamo l'ombra di se stesso solo perché è ebreo. E invece sta succedendo in queste ore. E quindi la visita di Salvini, che è stata tutt'altro che una visita di rito, si è incontrato con Netanyahu, si è incontrato col presidente della Knesset, si è incontrato col suo ministro omologo, si è incontrato con altri importanti ministri del governo israeliano e va oltre la cronachetta politica, assume le vesti di una scelta di campo, la scelta di campo di cui abbiamo bisogno, almeno tutti noi affezionati a quella civiltà probabilmente eccezionale nella storia del mondo, nel senso tecnico, cioè che fa eccezione di cui sopra. Ed è una cosa che si nota anche dai primi commenti di Salvini rispetto per esempio all'incontro con Netanyahu, l'occasione per ribadire l'amicizia tra Italia e Israele. E poi, questo è molto importante, ho anche confermato le mie perplessità rispetto alle recenti indecenti decisioni della Corte Penale Internazionale. Questo sacro graal ormai, no, dei progressisti nostrani, questo consesso di espertoni del diritto che ha messo sullo stesso piano Netanyahu e i leader democratici israeliani, passibili di critica come sempre in democrazia, ma coi capi di Hamas, cioè è come se fossero le SS contemporanee, coi capi degli sgozzatori islamici. Questa è la Corte Penale Internazionale. Quindi
questo tipo di visita molto più che formale effettuata da Salvini in Israele è una grande notizia perché attiene una scelta di campo chiara, quella con la civiltà occidentale. Grazie a tutti e a domattina.